Buongiorno a tutte e a tutti e vi do il benvenuto a nome di Cinema Zero di Pordenone Docs Fest all'anteprima nazionale di The Longer You Bleed. Un film che sicuramente tra i più intensi di questa 19ª edizione, ma che ci è sembrato naturale inserire comunque all'interno della programmazione dedicata alle scuole. Perché? Perché si tratta di un film che ci obbliga a concepire la guerra in un modo in cui non siamo tendenzialmente abituati, quindi non più come qualcosa di lontano, di altro rispetto alla nostra quotidianità, ma come invece qualcosa di tangibile, di concreto e anche qualcosa che la generazione Z dell'Ucraina, quindi i vostri coetanei di un altro paese, consumano come contenuto multimediale. So good morning everyone and welcome on behalf of Cinema Zero and Pordenone Docs Fest. Thank you for being here today. Today you're going to see the national premiere of The Longer You Bleed. And it is one of the most intense films of this 19th edition, and it seemed very natural for us to put this film into the program for schools. This is because you are going to see in this film war as it is not usually perceived and it is not usually conceived. War is not something which is far away from us, but war, it is tangible, is something really practical, is something that you can see with your own eyes. And for the Z generation of young people like you in Ukraine, war is something that they consume, that they scroll down on a mobile phone and then they watch through multimedia contents. Ecco quindi che veniamo catapultati in una realtà in cui siamo quasi obbligati ad assumere la prospettiva e il punto di vista di chi vede e consuma questi contenuti come una sorta di presenza costante, come un'imposizione sul proprio feed di Instagram, come qualcosa che si alterna ai balletti su TikTok o agli spot promozionali e qualcosa che diventa proprio, trasforma l'orrore in una notifica continua. E oggi, per questa anteprima nazionale di The Longer You Bleed, abbiamo l'onore e il piacere di avere anche in sala Ewan Waddell, il regista del documentario, e Lyuba Divak, che invece che invece è la produttrice e è la protagonista di questo racconto che vedrete sul grande schermo. Through this film, we dive into the reality of war. And we see war from the perspective of those who consume war and war content every day, because they are imposed feeds on Instagram, because they see war like TikTok dances, they see war on their mobile phones coming through ads while scrolling their mobile phones. So the horror of war is transformed into a notification every day. And today with us, we also have the pleasure to have in the room the director of the film, Ewan Waddell, and the protagonist and producer, Lyuba. Avremo poi appunto modo di parlare con Ewan e Lyuba alla fine della proiezione, risponderanno alle nostre e alle vostre domande, ma prima di lasciarvi alla visione devo necessariamente ringraziare Medici Senza Frontiere, che ha collaborato con Pordenone Docs Fest all'organizzazione di questa matinée e che ha avviato quest'anno, inaugurato quest'anno la sua partecipazione al festival in qualità di no sponsor. E l'iniziativa no sponsor, la formula no sponsor, in qualche modo ribalta un po' il concetto tradizionale di sponsorizzazione e ci permette, in quanto festival, di accogliere, di dare spazio e visibilità a quelle realtà e a quelle organizzazioni che quotidianamente e concretamente operano per la tutela dei diritti umani e della pace in quei contesti di crisi che in questi giorni vediamo riprodotti in queste sale sul grande schermo. Per raccontarci qualcosa delle attività di Medici Senza Frontiere in questi contesti, ho il piacere di dare la parola a Claudia Attinger, che invito a raggiungermi qui, che è un'operatrice di Medici Senza Frontiere. Prego. Prego.
Prego Claudia. Claudia appunto è un'operatrice di Medici Senza Frontiere da 14 anni e tra i vari ruoli, i vari contesti in cui ha operato è stata anche coordinatrice medica in alcuni dei luoghi che vedrete tra poco. Prego Claudia. So there's going to be a Q&A session at the end of the film with the director and Liuba. But before screening the film, we want to thank Médecins Sans Frontières, which has been collaborating with us for this matinee and for this screening. And from this year, Médecins Sans Frontières has joined our Pordenone Docs Fest as a non-sponsor. The non-sponsor initiative lets us give visibility to all those organizations that operate day by day in a context of war and that try to protect human rights and peace. And so we have with us Claudia Attinger, who is an operator from Médecins Sans Frontières. She's been working there for 14 years, and she was also medical coordinator in many of those war contexts that you're going to see in the film. Quando pensiamo alla guerra ci vengono in mente le esplosioni, no? Gli edifici crollati, perché lo vediamo tutti i giorni alla televisione. La guerra non è solo questo. In un contesto di guerra anche i pazienti cronici non hanno più accesso alle loro terapie salvavita. Tutta la popolazione è in notevole stress. Se pensiamo allo scorso inverno, il gelo, le carenze continue di elettricità, no? Quindi pensate noi oggi con la giornata che c'è stata senza riscaldamento, senza luce fuori. E poi c'è un'enorme pressione sugli ospedali, perché gli ospedali sono diventati purtroppo un target, quindi sono colpiti direttamente dalle attività di guerra, il personale è sotto pressione costante e alle volte anch'esso un target. So when you think about war, you usually think about bombings, explosions, and buildings collapsing, because this is what you actually see on television. But war is not only that. War is also about chronic patients that have no access to their treatment. War is about population continuously under stress because of lack of energy, because of lack of heating. Last winter it was particularly cold. Just think about one day like today. It's being cold here in Pordenone. Overnight it has become cold, and so just imagine having no central heating and no energy and nothing. War is also pressure for hospitals which have become a target, and healthcare operators working in hospitals who are working always under stress because they have also become a target. Mi hanno già introdotto, ma io sono Claudia, sono un'infermiera e ho fatto 3 missioni con Medici Senza Frontiere in Ucraina. La guerra non è iniziata nel 2022, è iniziata nel 2014 e io ho avuto la prima volta la possibilità di supportare il Donetsk nel 2016, poi sono tornata nel 2017, poi ho fatto 14 mesi a Kharkiv nel 2022 dopo la liberazione di Izium. My name is Claudia. I'm a nurse, and I went to Ukraine with Médecins Sans Frontières 3 times. So the war actually did not start in 2022, but it started in 2014. I first went to Donetsk in 2016, and then I went back to in 2017 to Ukraine, and then I went back a third time for 14 months to Kharkiv after the liberation. Intanto introduco anche Medici Senza Frontiere, che è l'organizzazione che mi permette di intervenire in paesi del mondo. Allora è un'organizzazione internazionale, medico-umanitaria, indipendente, neutrale ed imparziale. L'indipendenza è una cosa molto importante. Noi non riceviamo fondi da nessun governo, ma solo da donatori privati, quindi con raccolte fondi, con il 5 per 1000, e questo ci permette di agire indipendentemente. Quindi dove c'è un bisogno medico, sanitario, umanitario,
possiamo intervenire senza pressione di governi o altre istituzioni. So Médecins Sans Frontières is an international organization which is independent and neutral and provides humanitarian and medical aid. Being independent means that Médecins Sans Frontières does not get any government funds, any public funds. We only survive on donations from private donors and organizations, but that allows us to act independently. It means that we can go wherever we are needed to provide humanitarian and medical aid without having the pressure of governments. Medici Senza Frontiere è presente in Ucraina dal 1999 e prima c'erano molti progetti per la tubercolosi multiresistente nelle prigioni. Poi quando è iniziata la guerra nel 2014, essendo già sul terreno, è stato molto più facile convertire l'attività e intervenire per i bisogni che c'erano in quel momento. All'inizio della guerra sono andata nel Donetsk e nel Lugansk per preparare le strutture sanitarie della frontline in caso avessero un accesso di molti feriti, quindi quelle che chiamiamo maxi emergenze. Médecins Sans Frontières has been operating in Ukraine since 1999. Before that, it was already, at the beginning, it was working on projects for multi-resistance tuberculosis in prison. And then when the war started in 2014, since the organization was already in Ukraine, it was easier for us to transform all our operations to cater for the different needs when the war started. So at the beginning, I went to Donetsk and Lugansk, and I was there to prepare all the healthcare facilities and hospitals on the front line. Poi cosa succede quando c'è la guerra? E credo che l'abbiamo visto e capito tutti. Chi può scappare lo fa, quindi i giovani, quelli con i bambini, chi ha potuto ha cercato di scappare. Quindi chi è rimasto in queste campagne? Gli anziani, perché una nonna, là si chiamano babushka, di 80 anni, dice: ma dove vado? Questa è la mia casa, ho tutto qua, tutta la mia vita qua. Quindi nelle campagne più desolate sono rimasti gli anziani, che sono i più vulnerabili, e lì è iniziato a mancare le cose di cui hanno bisogno gli anziani: la pastiglia per la pressione, per il diabete, per la tiroide. E quindi Medici Senza Frontiere ha organizzato le prime cliniche mobili. What happens when there is a war? Actually, those who can flee and can escape just go away, like young people, families with kids. But then there are also people who cannot go away, like the elderly who have everything there, who have their own house there, their whole life is there. And therefore, maybe they live far away in the countryside. And the elderly actually are the most vulnerable part of the population. But when there's war, there's shortages for everything. They don't have access to their therapies, they don't have access to their pills for blood pressure, for diabetes, or any other kind of condition. And therefore, Médecins Sans Frontières started to launch and work with the first mobile clinics. Dopodiché la guerra è continuata, per cui MSF ha dovuto aumentare le attività, no? Quando c'è stata questa escalation ci si sono trovati di fronte a tantissimi pazienti traumatizzati, per cui Medici Senza Frontiere ha iniziato con l'evacuazione. È stato il primo esempio a livello mondiale di questo treno carico di pazienti, un treno attrezzato che portava i pazienti per essere trattati in posti più sicuri. And then the war continued and Médecins Sans Frontières increased its activities. When the war escalated, there were many traumatized patients that needed to be taken away. And so Médecins Sans Frontières organized a major evacuation. And so there was the first example worldwide of a train full of traumatized patients that were taken away in order to take care of them. Poi una componente che c'è sempre in tutti i progetti di Medici Senza Frontiere è il supporto della salute mentale, per supportare in questo momento difficili le persone, dai bambini che nel senso hanno
hanno visto cose molto violente a tutta la popolazione. In più non dimentichiamo la violenza sessuale, che è comunque sempre un'arma di guerra. And Médecins Sans Frontières is also providing support for mental health. We provide support to children that see violence and live through very difficult times. We provide support for mental health to the population at large. And let's not forget rapes and sexual violence, which is always present during a war. Medici Senza Frontiere lavora con il Ministero della Salute ucraino, quindi supporta gli ospedali con donazione di materiale e formazione. We are also working with the healthcare ministry of Ukraine, so we provide training, we provide equipment, we help hospitals. Vi dico solo 4 dati. Dal 2022 al 2025 sono state fatte 370.000 visite ambulatoriali, quelle nel senso proprio di base, no? L'antipertensione, l'influenza. Poi 55.000 pazienti sono stati seguiti per la salute mentale e solo nel 2025, quindi l'anno scorso, 10.722 pazienti sono trasferiti per avere cure in posti più sicuri. Just to give you some numbers, from 2022 to 25, 370,000 out-clinic visits were made. 55,000 patients were treated for mental health problems, and just in 2025, more than 10,000 patients were evacuated to safer places. Quando io vedo il telegiornale, vedo Kharkiv, vedo Sumy, e per me nel senso non sono posti in una mappa. Kharkiv, Izium, c'è il dottor Yuri che per mesi è stato nello scantinato dell'ospedale durante l'occupazione a salvare pazienti. A Kharkiv c'è Ivana, nel senso che tratta pazienti, donne vittime di abusi sessuali. Poi dopo a Bakhmut, ormai Bakhmut è stata presa, ma c'erano le mie babushka, queste donne anziane resistenti che avevano 2 cetrioli e uno volevano regalarcelo a noi. And when I see the TV news on the war of Ukraine, I think about Kharkiv and all the other places, not just as locations on a map. I think about Kharkiv and I think about Yuri. He was a doctor that was treating patients in the basement of a hospital while being a target. I'm thinking about Ivana, who was dealing with patients affected by mental health problems. And I'm also thinking about the babushke, these grandmothers, these old ladies that just had 2 cucumbers and wanted to give 1 cucumber to us. Dietro i numeri ci sono persone e l'accesso alle cure anche in guerra non deve restare un privilegio. Behind numbers, there's always people, and access to healthcare must not be a privilege during the war. Grazie. Grazie Claudia. Grazie Claudia, grazie Laura, grazie Medici Senza Frontiere. Io vi auguro una buona visione e vi invito a cogliere anche questa occasione per trasformare le vostre riflessioni in domande da porgere poi ai nostri ospiti e a chi appunto questo film l'ha vissuto e l'ha realizzato. Buona visione, a dopo. Thank you everyone. Now enjoy the screening. Thank you. Please, while watching the film, just think about it and hopefully it's going to be an opportunity for you to have plenty of questions later for the Q&A session with the director and the protagonist. So enjoy the screening. Vi invito ad accogliere con un grande applauso Yuan Waddell e Lyuba Divak. So a big round of applause for Yuan Waddell and Lyuba.
Grazie di essere qui e per arricchire questa visione, questa proiezione così intensa del vostro film, rispondendo alle nostre domande. Partirò io con un paio di quesiti, dopodiché lascerò la parola a voi e qualora abbiate delle curiosità, delle riflessioni da condividere, ci sarà poi un mio collega che porterà un microfono tra di voi, sarà sufficiente alzare la mano. E questo film senz'altro solleva molti temi molto importanti, rilevanti e molto attuali. Primo fra tutti sicuramente l'urgenza di raccontare questo fenomeno per cui attraverso il consumo di contenuti sui social ci sia il rischio in un certo senso di perdere l'empatia, di anestetizzarci rispetto al dolore e alle tragedie che accadono. E quindi la mia prima domanda, che rivolgo a entrambi, parte proprio da questo senso di urgenza. Qual è stato il momento, l'evento, il fattore scatenante che vi ha spinto a raccontare tutto questo, a far sì che questo fenomeno fosse al centro di un racconto audiovisivo, di un documentario? Well, thank you for the question. I mean, the origin of the film is very much tied into Luba and I's relationship. Like, Luba escaped the full-scale invasion of Ukraine in 2022, and I was living in Berlin. That's where Luba escaped to. And so we met, and then suddenly I was thrown into this community of Ukrainians, and I was just observing this, you know, all of us can imagine like being a displaced person is a brutal and awful experience, but there was just layers to it which I noticed were kind of contemporary and new and bizarre in a more complex way. Of course, you know, as you've seen the film, it's this role of social media and this desensitization and how it warps, you know, your mind, your emotions, your sense of humor. And then these were conversations I was like witnessing, like amongst Luba and her friends, but it seemed like a layer of understanding which was absent from the general cultural conversation. So Luba and I decided to, you know, start making some interviews with, you know, herself, her friends, and that organically became the film. Sì, grazie della domanda. L'origine di questo film è stato l'incontro tra me e Luba. Luba è scappata dall'Ucraina ed è arrivata a Berlino nel 2022, dove ci siamo incontrati perché all'epoca io vivevo lì. Ci siamo incontrati e all'epoca a Berlino viveva una grande comunità di ucraini, persone che erano fuggite dal loro paese, persone sfollate. Vi potete immaginare l'esperienza orribile che possano vivere queste persone. E un'esperienza che è molto complessa ed è anche difficile da raccontare. E ovviamente poi c'è tutta la parte anche legata ai social media che in un certo senso deumanizzano tutto quello che si vede attraverso le immagini. E quindi avevo cominciato, dopo aver incontrato Luba, avevo cominciato anche a incontrare queste altre persone che facevano parte della comunità ucraina, e insieme a Luba abbiamo deciso di fare delle interviste. Durante le interviste sentivamo queste persone che parlavano e veramente era come se fossero totalmente insensibili, quasi come se questa esperienza non li toccasse. Avevano un certo senso dell'humor che era molto particolare, e da lì quindi abbiamo deciso proprio di fare questo film. And also, fun fact, and not so fun, but Ukrainian-Russian war is the most well-documented war in history so far. So basically everything is captured on the cameras or other devices. And yeah, it just felt kind of organic, because when I came to Berlin, I was 26, so my friend was around this age, and we were all active social media users, and yeah,
just felt natural. Sì, vorrei anche aggiungere che la guerra tra Russia e Ucraina direi che è la guerra forse più documentata al mondo in questi giorni, che sia mai stata documentata in realtà. E tutto viene catturato, qualsiasi immagine viene catturata dai video, dai social, da tutti i tipi di device. E quando sono arrivata a Berlino avevo 26 anni, i miei amici avevano più o meno la stessa età e tutti, essendo giovani, comunque siamo molto attivi sui social media. Di conseguenza l'idea di raccontare la guerra e questo rapporto tra guerra e social media è stata una cosa molto naturale per noi. Grazie. E la seconda domanda è rivolta a te, Yuan, e riguarda lo stile visivo di questo film, che è molto frammentato, sembra quasi ricalcare appunto lo stile dei social, riprendendo proprio lo schema del feed di Instagram, per esempio. E quindi ti chiedo com'è stato lavorare anche al montaggio con gli altri professionisti poi del film e per replicare tutto questo, quali sono state le sfide di replicare questo schema in fase di montaggio e quali poi sono le sensazioni che questo voleva innescare nel pubblico. I mean, this is like our first documentary, so we didn't have any funding, which good thing and a bad thing. Like the positive side of that is that we didn't have any like deadlines or you know, a timeline to adhere to. So like in the editing, I was able to really, you know, spend time like finding what the film could be. And exploring the different the different layers and themes until it was a very long editing process until it came to what it is now. In terms of like the visual style and like the audio-visual experience of it, I would say like, of course, unless you're a displaced person, a Ukrainian or someone who is displaced by another war or conflict or just connected to a war, maybe you're having family there, you're never going to understand the experience that someone like Luba has of desensitization and the really complex and uncomfortable pull you have to continue absorbing these things and picking at that scab by just, you know, constantly consuming these things. So of course we could never make a film that could actually make people understand that directly. So the visual style was just trying to come as close to that as possible, like trying to have the arc of the film and the narrative of the film put the audience through a process of desensitization. And so like, you know, directly showing these awful images and showing them through the frames of social media to the point like as the arc of the film goes on, like these images become like darker, more warped, more uncomfortable, and the hope being that an audience member like yourselves might experience to a much smaller degree a shift in your relationship to this reality and to these images by the end of the film, in which you perhaps feel like you know, less human watching these. It's more just a collection of pixels than it is a reality. And so yeah, as I say, like it was just really trying to come as close as possible to the arc of desensitization through the visual style. Questo è stato il mio primo documentario per il quale, tra parentesi, non avevo alcun finanziamento, e c'è anche un aspetto positivo del fatto di non avere finanziamenti, perché ovviamente non hai scadenze e non devi stare alle imposizioni di nessuno. E il montaggio è stato molto importante, devo dire che è durato parecchio, anche perché ho passato gran parte del montaggio a cercare di scoprire quello che sarebbe stato il film alla fine, perché all'inizio non lo sapevo, e durante il montaggio scoprivo man mano diversi livelli che si sovrapponevano proprio per arrivare poi alla fine alla costruzione del film. Per quanto riguarda lo stile visivo, è vero, ricalca molto quello del social media. Bisogna capire che, a meno di non essere delle persone sfollate, una persona normale non riesce a capire la tremenda esperienza che vive uno sfollato
e qualcuno che deve fuggire dal proprio paese, perché una delle sensazioni più forti che hanno queste persone è che non sentono più nulla, sono totalmente desensibilizzate alla realtà. Proprio come avviene con i social media, quando si continuano a scrollare immagini, si vedono immagini continuamente e a un certo punto la realtà sembra totalmente avulsa. E quindi, diciamo, ricalcando lo stile visivo dei social media, ho proprio voluto lanciare questo messaggio, passare questo messaggio di totale desensibilizzazione, come se una persona non facesse altro che guardare delle immagini e consumare delle immagini. E questo lo si vede anche nel film, perché man mano il film scorre, più si va avanti nel film, più le immagini diventano oscure, scure, quasi scomode. E questo perché ho voluto proprio trasferire questa sensazione di desensibilizzazione al pubblico, cioè far vedere anche a voi che guardando delle immagini la guerra sembra essere sempre più avulsa, sempre più lontana, e alla fine è tutta una collezione di immagini, di video che vi rendono totalmente insensibili alla realtà. Ecco perché, insomma, ho deciso di fare questo parallelismo. Grazie. E una domanda per Liuba sul ruolo che ricopre l'umorismo all'interno di questo fenomeno e il black humor, che vediamo un po' uno dei fili rossi che collegano i contenuti legati proprio a questa diffusione di queste tematiche sui social. Su questo ti chiedo, rispetto ovviamente a quello che è il tuo vissuto, fino a che punto l'umorismo è un'arma di difesa, uno scudo per in qualche modo prendere un po' le distanze dalla tragedia, e quanto invece si rivela un'arma a doppio taglio, perché appunto rischia di allontanare fin troppo dalla realtà che ci circonda. Thank you for the question. Well, I would like to say that I think humor, it's dark humor, it's very Ukrainian trait. At the same time, I feel that a lot of people, not matter what nation they are, have tendency to use humor as a defensive mechanism in these horrible circumstances as war or other crises. And I don't really think that humor can take you away from reality. I think the scale of intensity of this like horrible events, it's something that can take you away, because it's like very opposite to like civilian realities that I used to experience before war, and I had this naive perception that something like this is not really possible in 21st century, which now I realize was a bit dumb. But yeah, it's just coping mechanism. I think it's the way to go, the way to relax yourself a bit. So, yeah, thank you. Sì, il dark humor direi che è un tratto distintivo degli ucraini, ma credo che molte persone, a prescindere dal loro paese di appartenenza, abbiano la tendenza a usare l'umorismo come meccanismo di difesa, soprattutto quando si trovano ad affrontare delle esperienze terribili. Non credo che il black humor sia un'arma a doppio taglio, nel senso che ti allontani dalla realtà. Questo non lo credo. Credo che quello che ti faccia allontanare dalla realtà invece sia l'intensità dell'esperienza che vivi. Anche perché prima della guerra, quando vivevo in una realtà normale, vivevo una vita normale come tutti quanti, ero molto ingenua, non avrei mai pensato possibile che una tragedia del genere, una cosa del genere potesse succedere nel XXI secolo. Adesso invece mi sono ricreduta e ho visto che in realtà può succedere. Quindi fondamentalmente credo che lo humor, il black humor nello specifico, sia fondamentalmente un meccanismo di difesa che ti permette di andare avanti nonostante la situazione che stai vivendo, che ti permette di rilassarti in qualche modo.
Grazie, e vi faccio un'ultima domanda prima di lasciare poi la parola al pubblico, rivolta a entrambi, e riguarda appunto questa urgenza che traspare all'interno di tutto il film di in qualche modo quasi ambire a trasformare il pubblico da uno spettatore, una serie di spettatori passivi a invece dei testimoni consapevoli, se non altro alfabetizzati rispetto all'utilizzo di questi strumenti. Rispetto a questo mi chiedo, nel momento in cui vi trovate di fronte a una platea come in questo caso composta da ragazzi e ragazze molto giovani, e qual è la scossa che vorreste che questo film lasciasse a questo tipo di pubblico, meglio, qual è il messaggio, la consapevolezza che vorreste che questi spettatori portassero con sé al di fuori della sala all'uscita oggi? I mean, we are just filmmakers, like we're not politicians or, you know, media theorists. But what I hope this film can do, like we made this film because it was this topic of desensitization around images of war, which we didn't see represented anywhere. Like we saw, you know, in journalistic spheres, the idea of contending with so much like graphic and awful imagery is discussed, and then in more like academic, like research, the nature of social media and war imagery is discussed, but it's something which we didn't feel was present enough in just normal mainstream conversation. Like what I would parallel it to is the topic of, you know, like generalized social media and the harmful impacts to mental health. Thankfully now that is like very much in the mainstream conversation around how like social media and algorithms manipulate us. They're engineered in a very addictive way, which overlooks our psychological well-being. And I think the general population is becoming more and more equipped with how to mindfully navigate their relationship to information, social media, etc. What I would hope is that a film like ours can progress the conversation around the subset of that, images of war, and our relationship to news and graphic content in the same direction, in which you know, young people like yourselves are more mindful and equipped with the way that these images can affect you, the way that algorithms can perhaps manipulate you, and navigate your own lives and your own sort of, you know, relationship to information and social media in a way that's both protecting yourself whilst keeping an awareness of what's going on. Because, you know, one option is to completely shut off from these awful realities that's going on in the world with the many, many wars that are existing. But I mean, personally, I don't think that's smart. We can't be doing that. So I think there's a balance to be found where you're protecting yourself whilst keeping aware and being equipped with how these things affect us, I think can help us all keep that balance. In realtà noi siamo registi e siamo persone che fanno documentari, che fanno film, non siamo politici né siamo teorici dei social media. È vero, diciamo che il film ha voluto concentrarsi fondamentalmente sulla desensibilizzazione, appunto questo fenomeno di totale intorpidimento quando si vedono le immagini della guerra, che non avevamo mai visto prima affrontare a livello cinematografico. È vero che adesso in letteratura, nella ricerca accademica e diciamo nella conversazione mainstream si sente sempre più parlare di social media e di come i social media e gli algoritmi possano manipolare le persone. Si parla molto del fatto che i social media possano avere un impatto sulla salute mentale delle persone e appunto di come possano influenzarle e manipolarle. Però non è mai stato fatto a livello cinematografico legato soprattutto a immagini di guerra. Di questo non se n'era mai parlato. E adesso c'è anche da dire che normalmente tutti quanti
siamo un pochino più abituati e stiamo imparando poco a poco a gestire i social media e a navigare nel mondo di internet. Ora, la mia speranza è che attraverso questo film si possa continuare a parlare di come i social media possano manipolare le persone e che questo film possa aiutare anche voi, giovani ragazzi e ragazze, a diventare sempre più coscienti di quello che fate quando navigate. Perché è importante essere coscienti di quello che si fa quando si va sui social, quando si naviga su internet, anche per cercare di proteggersi. Bisogna capire quello che si fa, perché la possibilità è quella di allontanarsi totalmente da quello che succede nel mondo, da tutte le guerre che stiamo vedendo, ma secondo me questa non è un'opzione. Oppure l'altra possibilità è quella di trovare un equilibrio, cioè cercare di proteggersi e cercare veramente di capire quello che succede, ma per questo bisogna avere coscienza, bisogna quindi risvegliare le coscienze, ed è proprio un film che vuole risvegliare le coscienze dei giovani, questo. Liuba, se vuoi aggiungere qualcosa. Well, I don't have much to say. I think Yuan said pretty much all. I just want to say that I'm very grateful that you come to watch our movie, even if it was involuntarily. And I think it's at least it's valuable to see real people, real story, and has like some agenda. Be more aware. And maybe spread this awareness would be nice. Thank you. Beh, in realtà non ho molto da dire perché fondamentalmente è stato detto tutto. Voglio semplicemente dire che sono molto grata che siate venuti a vedere questo film. Credo che sia importante vedere queste cose e credo appunto che bisogna essere sempre più coscienti. Il risveglio delle coscienze è fondamentale. Grazie, e a questo punto lascio a voi la parola, vi chiedo se c'è qualcuno che ha una domanda, ce n'è una qua al centro, ora arriva il microfono e poi una là sopra. Okay, so I think that social media plays a main role in this movie, but also is playing a main role in the war. The question is, in one hand, we have with social media we have a possibility to be aware of everything that's happening in the war, but in the other hand, social media makes us derealized about everything, so we can see it, but we can't feel it, and we can't compare to the people that are living it. So my question is, in your opinion, not as a director, but as people like us, if you had the ability to like or either remove or continuing this social media thread, what would you do? Wow, that's a really interesting question. Yeah, I would say, if I'm understanding this correctly, you're talking about, with all the negatives and positives of social media, is it better to just forget social media entirely? Would that be okay? Yeah. I would say no. It's for sure. Social media's positives, in my opinion, outweigh the negatives. Of course, our film focuses on the negatives because I think that's how identifying the negatives is how we find solutions. But in reality, I mean, just in the particular example of Luba and her friends and the war in Ukraine, social media is incredibly helpful. It's helpful in spreading awareness to the international community about the crimes and atrocities that are happening in Ukraine. And then it's incredibly helpful for fundraising. Like in my algorithm and all Ukrainians' algorithms, one thing which we were thinking about to include in the film, but we didn't in the end,
was how crucial social media is for fundraising. Like just regular everyday people become like fundraisers and marketers, completely non-governmental, for raising money to buy a truck for their uncle who's on the front lines, or like some drone equipment. And so in that sense, social media has been incredibly helpful for the average Ukrainian to have some kind of agency and some kind of action to help their country when you can feel very helpless. So of course, your question touches on many things. It's a huge topic, but in short, I would say it's overall positive, and particularly in this example, I think extremely helpful. Thank you. La domanda verteva sugli aspetti positivi e gli aspetti negativi dei social media, quanto possono essere positivi e quanto possono essere negativi. Sicuramente ci sono sia aspetti positivi che negativi, ha detto il regista, dei social media, e ovviamente la domanda si pone: meglio usare i social media oppure meglio non usarli? Ma allora, molti aspetti sono positivi, mettiamola così. Liuba e i suoi amici durante la guerra hanno utilizzato moltissimi social media anche per cercare di far capire al mondo e alla comunità internazionale tutti i crimini e le tragedie che stavano succedendo in Ucraina durante la guerra. E quindi è stato un modo proprio per diffondere conoscenza e per far capire al mondo intero che cosa stesse succedendo. Quindi questo sicuramente è un aspetto positivo dei social media. Altro aspetto positivo dei social è che sicuramente possono aiutare nella raccolta fondi. E questo è un aspetto di cui non abbiamo parlato nel film, se non veramente in maniera molto parziale, però è vero che durante la guerra i ragazzi, Liuba e i suoi amici, insomma gli ucraini, hanno utilizzato anche i social media per fare fundraising, per raccogliere soldi in tutto il mondo, per cercare appunto di aiutare l'Ucraina e anche i soldati che combattevano al fronte. Quindi diciamo che l'ucraino medio, facendo vedere quello che stava succedendo nel proprio paese al mondo intero, voleva appunto raccogliere fondi e soldi per aiutare il proprio paese. Quindi anche questo sicuramente è un aspetto positivo dei social. C'era un'altra domanda lì. Io ho una domanda, no? Che mi è sorta nei momenti in cui si alternavano le immagini di Google Maps alle immagini e alle riprese scattate in quei posti. Solo che dal vivo. Dunque, il mio quesito è il seguente. Nel raccontare il dolore, ha avuto la sensazione che questo processo potesse diventare una forma di guarigione, oppure solo un modo per imparare a conviverci con il dolore stesso? E nel raccontare il dolore, ha avuto la sensazione che questo processo di racconto potesse diventare una forma di guarigione, oppure solo un modo per imparare a conviverci con il dolore? E in questo percorso la telecamera l'ha protetta dal peso emotivo, o ha finito per amplificarlo ancora di più? During the film, do you think that the fact of showing the film has made you feel more pain or less pain? And also by filming images, have you increased your pain, or did that, let's say, lower your pain? Thank you for your question. So I think not even even before the film was made, during the process when we were doing this multiple interviews with people, that was a time when we kind of found this common topic. And for me personally, it was very relieving in a way to know that different people with different background kind of experience similar stuff, and they go through this waves of emotions. Would it be like depression or like anger, and they just kind of feel this common pain, and it's very individual but also universal. So when it was made and it all came together, I personally felt like, and my friends said so, it's felt like kind of relief that their feelings are valid, which is very important. Yes. Sorry, you
feelings are valid. If like feel a validation, so it's like you're not going crazy. It's just normal reactions to not normal circumstances. So. Quando ne parlavamo con i miei amici quando abbiamo fatto le varie interviste anche con le diverse persone che avete visto nel film, abbiamo visto che comunque c'erano delle caratteristiche in comune tra di noi, c'erano delle tematiche comuni. E per me è stato quasi un sollievo sapere che diverse persone che vivono in diversi contesti possono comunque sentire cose simili, vivere le stesse emozioni e vivere lo stesso dolore. E quello che vivevamo fondamentalmente tutti quanti erano un senso di depressione, un senso di rabbia e anche un senso di dolore comune. È un'esperienza molto personale, ma contemporaneamente è anche un'esperienza universale, collettiva, e ho sentito proprio questo senso di sollievo nel condividere queste sensazioni con gli altri. Gli altri la pensavano proprio come me. C'era un'altra domanda qua al centro. Buongiorno. Dopo la guerra, come sono cambiate le vostre relazioni, amici, amore, rispetto a prima della guerra? With your friends, with your relatives, or with love, Thank you for your question, a bit unexpectedly personal. Well, I wasn't in a relationship when the war starts. I met Yuan after. So in a way, in a kind of twisted way, war helped me with my personal life. Well, friendship, yeah, of course. Like, I think when you live in different countries or like in these circumstances, it's really testing your friendship, like, and the human qualities of people around you. So some people are not in my life anymore, some people are more, and I feel very confident about them. And family, it's family. Like my family lives in Ukraine, in Kiev, and I still visit them semi-regularly. We always in touch, so thank you. Sì, diciamo che per quanto mi riguarda a livello personale la guerra mi ha anche aiutato perché non conoscevo Yuan prima della guerra e l'ho conosciuto solamente quando sono arrivata a Berlino nel 2022, quindi la guerra, diciamo che il mio status di sfollata mi ha permesso di incontrarlo, quindi in questo senso mi ha aiutato. Per quanto riguarda gli amici, quando vivi in un paese diverso sicuramente la vita mette alla prova le tue amicizie e mette alla prova anche le qualità umane delle persone che ti circondano, perché lì capisci veramente che cosa provano le persone e come sono le persone che sono vicino a te. Quindi ci sono alcuni amici che adesso non sono più nella mia vita e ce ne sono altri invece che sono diventati ancora più amici di prima. E ho ancora famiglia, la mia famiglia d'origine che vive in Ucraina, a Kiev, che ogni tanto vado a trovare e con la quale sono sempre in contatto. Direi che abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Lì. Oh, okay. No, io volevo chiedere sul fatto che siamo a conoscenza del fatto che in Ucraina non è l'unico luogo in cui ci sono delle guerre in atto e volevo chiedere se provi la stessa, è più una domanda per la ragazza, se provi la stessa connessione anche con le persone, con altre persone che stanno vivendo la stessa situazione anche in un altro luogo, o se proprio c'è la stessa connessione proprio perché state vivendo la stessa cosa, o se comunque è molto più forte quella per quanto riguarda in Ucraina, per quanto riguarda un discorso di patria, eccetera. Okay.
So do you also feel connected, since there is war not only in Ukraine but also in other countries, do you feel also connected with people from other countries living the war, or do you feel more connected with Ukrainians because, I don't know, for a matter of motherland or because they live your own situation? Well, I definitely feel for the people in similar circumstances. However, Ukrainians is my people, people that I know very well, their mentality, their way of living, and naturally I'm more informed about war in Ukraine. So it's just terrible that so many other stuff not happen. I don't have very positive perspective about futures, and I'm not politician, so I'm not going to give you that. But maybe in 10-20 years it would be better. But yeah, I don't. Maybe you have something to add. Well, I do see you connecting with people more deeply from other countries who are affected by war because of your experiences. Like, you know, it's not my question to answer, but I have observed that that there's just like a progression of a relationship or an interaction which happens when you clearly have very shared experiences. And I think that's, even though, of course, like there's many wars going on in the world right now, and our film is about the war in Ukraine very specifically. The topic we were always hoping would be universal, and people who were affected by other wars. And this is something which we're grateful that has been realized, that people have come up to us after screenings and you'd say, like, you know, I watch your film and I see Palestine, and things like that, and that's something which means a lot to us. That, you know, this, despite being very specific on our topic, because obviously this is just the story that was around us, that we could tell truthfully. Thankfully, it's something which is universal. But it's unfortunate that it has to be universal in a way that there's so many other contexts and wars and atrocities going on right now. And as Luba says, not an immediate bright future, but hopefully down the line something more positive. Sì, è vero, ci sono molte altre guerre al mondo e altri popoli che vivono la nostra stessa situazione in Ucraina. Ovviamente gli ucraini sono il mio popolo, sono la realtà che conosco, sono la realtà che conosco meglio al mondo, conosco bene la loro mentalità, ovviamente sono molto più informata su quello che succede in Ucraina rispetto che negli altri paesi, forse, quindi mi sento comunque più connessa con il mio popolo piuttosto che con altri popoli che vivono la guerra. E detto questo, comunque è terribile il fatto che ci siano così tante guerre al mondo oggi, e devo dire la verità che non nutro molte speranze in un prossimo futuro. Non sono un politico, quindi non è che voglio dilungarmi su questo, però credo che la situazione forse potrà essere meglio tra 10, magari 20 anni, ma non prima. E Yuan poi ha aggiunto il fatto che in realtà osserva che Liuba comunque sente anche una forte connessione con i popoli degli altri paesi che sono afflitti dalla guerra, perché vede che nel momento in cui ha una conversazione con loro, comunque si interfaccia con loro, c'è comunque una connessione molto forte e una sensazione molto forte di condivisione tra Liuba e anche un'altra persona che magari non è ucraina ma che ha vissuto la stessa esperienza. È vero, ci sono molte guerre al mondo oggi, questo film racconta nello specifico la guerra in Ucraina, ma diventa comunque un film universale, perché ad esempio ci sono stati casi in cui dopo la proiezione persone del pubblico sono andati da loro dicendogli: il vostro film mi ha fatto pensare alla guerra in Palestina. Ed è vero perché è un film molto specifico sull'Ucraina, ma che può rimandare anche a molti altri casi di guerre nel mondo, e purtroppo, devo dire, perché comunque dimostra le atrocità che sta vivendo in questo mondo. Atrocità e guerre che speriamo possano finire prima o poi, non sappiamo quando.
Io vi ricordo che The Longer You Bleed è un film in concorso, pertanto gareggia anche per il premio del pubblico. All'uscita troverete nel foyer delle urne con dei piccoli cubetti di legno che vi permetteranno di votare e di esprimere un giudizio sul film che avete visto. E ringrazio Yuan e Liuba per aver arricchito questa proiezione e con il loro approfondimento. Grazie.